Il primo posto occupato insieme al Prato, l'occhio al recupero proprio con l'altra capolista di girone. Nel mirino la sfida però col Fossano, che è anche il big match di questa 15ª di Serie D, perché la Sanremese è prima in classifica, reduce da 3 vittorie consecutive. Il Fossano insegue a un solo punto di distanza con 4 risultati utili consecutivi nel suo bagaglio, che porta al Comunale di Sanremo. Gara viva e Sanremese che subito prova con Lukaku, il tiro però finisce alto, botta e risposta nei primi minuti, perché anche Sangaré ci prova dalla distanza, la conclusione viene graffiata da Caruso in calcio d'angolo. Di qui in poi è praticamente solo Sanremese. Spinosa con un rigore in movimento incredibilmente si fa ipnotizzare da Merlano. È una Sanremese arrembante, ci prova anche De Montis con un colpo di testa. La parata del portiere piemontese è di puro istinto. La prima frazione si chiude con il gol della Sanremese, gol che però viene annullato a Bregliano o per un fallo sul difensore o per un fallo sul portiere. Fatto sta che la decisione manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Ripresa che inizia col solito canovaccio del primo tempo. Lukaku di testa ci prova subito, ma serve praticamente Merlano, poi Spinosa fa la barba al palo con una conclusione da fuori. Sembra un tiro al bersaglio, occhio però perché nel calcio se non segni subisci, e infatti al 62esimo la formazione di Viassi colleziona un'azione da PlayStation con 2 triangolazioni chiuse dentro l'area di rigore. L'ultimo tocco è di Romani e il Fossano va in vantaggio. La reazione però della Sanremese è a dir poco feroce e passano solo 2 minuti per il pareggio. Spinosa manda Gerace in area di rigore, il cross dell'esterno classe 2000 per Pippo Scalzi, che realizza gol anche di testa. Sconfinato il bagaglio tecnico del numero 27, 1-1, gara rimessa in piedi e Sanremese che si ributta in avanti perché cerca e vuole la vittoria, visto le notizie che arrivano da Genova. Occasionissima con Colombi, para Merlano sulla respinta, Spinosa non riesce a imprimere forza al tappine. L'ultima parola è per Pippo Scalzi, che ci prova dalla distanza, la sfera però termina a lato. Pareggia la Sanremese, a un pareggio che le consente comunque di andare in vetta da sola, perché il Ligorna si fa un regalo e fa un regalo battendo il Prato. Mercoledì c'è proprio il recupero tra i matuziani e i toscani, che potrebbe lanciare la fuga della Sanremese.